Buongiorno a tutte e tutti, benvenuti, benvenute, grazie per essere qui. Siamo arrivati alla tappa conclusiva del progetto Viva Marga. Oggi si svolge infatti la cerimonia di premiazione dei lavori vincitori di questo progetto, di questo concorso, un concorso che di fatto nel corso di questi mesi ci ha permesso innanzitutto ai ragazzi e alle ragazze delle scuole che hanno partecipato di conoscere la straordinaria Margherita Hack, e devo dire che per me è stato un piacere accompagnarvi in parte in questo percorso ed è un piacere oggi ritrovarmi qui con voi ancora una volta per omaggiare Margherita Hack, la prima donna, lo sapete, lo sappiamo, a dirigere in Italia un osservatorio astronomico, quello di Trieste, che ha diretto con passione, con tenacia, con determinazione dal 1964 al 1987, una scienziata però che non ha contribuito solo a far crescere l'osservatorio astronomico triestino, ma è stata determinante per riuscire a porre Trieste sulla mappa della scienza e delle relazioni scientifiche internazionali. Una scienziata a cui indubbiamente va riconosciuto anche il merito di essersi impegnata molto attivamente nel campo della divulgazione scientifica, libri, conferenze, spettacoli teatrali, trasmissioni televisive. Insomma, Margherita Hack ha sperimentato davvero diversi linguaggi per riuscire a trasmettere, a far conoscere il fascino della scienza, il bello di fare ricerca a tantissimi ragazzi, a tantissime ragazze, molti dei quali e molte delle quali anche grazie proprio a Margherita Hack, grazie al suo esempio, hanno poi deciso di intraprendere un percorso formativo e lavorativo nel campo della scienza, nel campo della ricerca scientifica. Se qui ci sono gli autori, le autrici, alcuni degli autori e delle autrici dei lavori vincitori del concorso Viva Marga, io saluto però anche tutti i ragazzi e tutte le ragazze delle scuole che in questo momento ci stanno seguendo in streaming. Vi saluto e li ringrazio ancora una volta per il tanto entusiasmo con cui hanno partecipato a questo concorso. Lasciatemi solo dire che Viva Marga non sarebbe stato possibile senza un lavoro di squadra, senza la collaborazione degli enti scientifici di Trieste, di quella Trieste città della scienza di cui Margherita Hack è stata un'indubbia testimonial, e senza naturalmente il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia che qui oggi ci ospita e del Comune di Trieste. Io quindi chiamo al microfono Maurizio De Blaso, assessore alle politiche dell'educazione e famiglia del Comune di Trieste. Grazie e benvenuto, grazie per essere ancora qui anche oggi. Ha praticamente accompagnato l'esordio del Sì, progetto. grazie a voi dell'invito. Per me è un vero e grande piacere essere qui con voi e con voi oggi. E questo è uno di quelle giornate in cui uscendo di casa guardo il mio telescopio, devo confessare un po' impolverato, perché poi la vita mi ha portato da altre parti. Però quella passione giovanile intanto mi ha permesso di incontrare Margherita Hack nelle riviste specializzate prima e anche incontrarla personalmente, ma tanti anni fa nella sede di Via Tiepolo. Ecco, vi dicevo, questa passione giovanile mi ha insegnato queste osservazioni, mi hanno insegnato innanzitutto quanto siamo piccoli nell'universo, e questa è un'indicazione che io cerco di portare sempre con me anche nel dibattito politico, ma contemporaneamente ci insegna anche quante cose grandi si possono fare per la propria collettività, per la propria comunità, soprattutto quando si lavora con umiltà, nello studio, nell'amore per la conoscenza, con grande passione, e questo credo sia l'esempio e l'insegnamento di Margherita Hack che noi qui celebriamo come celebriamo in tutti gli eventi legati. Quindi io intanto nel ringraziare gli organizzatori di questo premio e nel complimentarmi con gli studenti e le studentesse per il loro lavoro, vi saluto come ci si salutava una volta prima di spendere qualche ora sul tetto di casa. Cieli sereni a tutti e buona giornata. Grazie.
Grazie Maurizio De Blasio, grazie per aver ricordato anche quanto fosse importante per Margherita Hack, non perdevo occasione di sottolinearlo, la curiosità che alimenta la conoscenza e la conoscenza che è fondamentale appunto per essere cittadini e cittadine consapevoli, responsabili e quindi liberi. Io invito adesso al microfono Francesca Matteucci del Dipartimento di Fisica dell'Università di Trieste. Buongiorno a tutti, è un piacere e un onore essere qua a ricordare Margherita, che è stata un'amica, una collega. Margherita Hack vinse la cattedra, prima donna in assoluto che vince una cattedra in astronomia di professore di prima fascia nel 1964. È stata professore da noi fino al 1997. Io sono qui in rappresentanza del Dipartimento di Fisica, prima c'è stato il Dipartimento di Astronomia che lei aveva fondato nell'87 che poi si è fuso con Fisica. Quindi porto anche i saluti del professor Giovanni Comelli, che è il nostro direttore. Ricordo che il nostro Dipartimento è uno dei 180 dipartimenti di eccellenza italiani che il Ministero ci ha dichiarati tali. E quindi siamo molto orgogliosi di questo e siamo molto orgogliosi di aver avuto Margherita Hack tra i nostri colleghi. Quindi che dire, da donna speciale non ho più tante cose da dire oltre a quelle che ha detto la nostra regina. E quindi diciamo che è un piacere veramente essere qua con voi e appunto portarvi i saluti del nostro Dipartimento. Grazie. Grazie professoressa Matteucci. Tra l'altro ricordo che quest'anno l'Ateneo Triestino celebra i 100 anni e tra le figure di prestigio che hanno rappresentato, che hanno fatto grande l'Università di Trieste ricorda naturalmente anche Margherita Hack. Io non ho mai conosciuto Margherita Hack, pur essendo fiorentino, ma la sento molto vicina per tutta una serie di ragioni. L'origine fiorentina, la sci strascicata, lei è più fortunata di me, io mi chiamo Nicola Casagli, lei almeno ha le H e le K nel cognome, nel nome e nel cognome. Poi lei si occupa di astronomia, io sono qui, presiedo un istituto di oceanografia, ma tutte e due discendiamo dalla scuola di astronomia e navigazione fondata da un'altra donna eccezionale, Maria Teresa d'Austria, qui a Trieste 271 anni fa. L'anno scorso abbiamo celebrato il 270° anniversario. Da quella scuola hanno avuto origine l'OGS, l'Istituto Nautico, tante altre realtà e l'osservatorio astrofisico che è stato diretto per tanti anni da Margherita Hack. Voglio anche ricordare un'altra cosa personale, no? C'è un bel libro, Nata in via delle 100 stelle, no? Su una biografia di Margherita, perché lei è nata e cresciuta, è stata in infanzia in via 100 stelle, anch'io da bambino sono cresciuto in via delle 100 stelle. Sono arrivato quando lei era già venuta via a Trieste, venuta via da Firenze, però è curiosa questa cosa, no? 100 stelle, poi l'astronomia, perché intanto si chiama 100 stelle? Perché c'è un bellissimo tabernacolo con una Madonna col bambino risalente al 500, con un cielo stellato in cui si contavano 100 stelle quando ancora erano visibili. Poi il degrado troppo, c'è ancora il tabernacolo, ma le stelle non si vedono più. Infine, un'altra cosa per cui la sento molto vicina è il fatto che i miei laboratori, io sono professore all'Università di Firenze, sono sul complesso dell'osservatorio di Arceti, altro osservatorio astrofisico, famoso per Galileo, ma famoso anche perché lì si è laureata Margherita. Grazie. Grazie professor Casagli. Questa coincidenza, il fatto che Margherita Hack, conosciuta poi come la signora delle stelle tra le tante cose, sia nata proprio in via delle 100 stelle, potrebbe essere insomma una bischerata, proprio per usare un termine che usava spesso Margherita Hack. Invito al microfono la professoressa Caterina Petrillo, presidente di Area Science Park. Buongiorno, grazie. Dunque, io non ho conosciuto Margherita Hack, non vengo da Firenze,
da Roma a Perugia. Perugia è un po' più vicino forse. Però chi di noi non ha sentito, non conosce, non sa quale sia stato il contributo di Margherita Hack? Penso nessuno. La cosa che voglio dire è Margherita Hack è un modello, è un esempio, e questo lo dico soprattutto a vantaggio delle giovani che spero numerose abbiano vinto il premio, le giovani ragazze, le giovani donne. Avere modelli come quello è fondamentale soprattutto per chi si avvicina alle discipline che noi chiamiamo STEM, cioè le discipline scientifiche, tecnologiche, la matematica, la fisica, ed esempi così mostrano ai giovani che ci si può fare bene, molto bene, contribuendo non solo alla propria formazione, al proprio curriculum, ma contribuendo alla società. Perché una delle doti di Margherita Hack era sicuramente, come è stato ricordato, la grande capacità di comunicare la scienza, e questa è un'altra attività che spesso gli scienziati non sanno fare. Siamo un po' chiusi, no? Ecco, l'unica cosa, io sono un fisico, l'unica forse vaga. Siamo chiusi nel nostro linguaggio spesso specialistico e non riusciamo a trasmettere invece l'importanza, e il rilievo, l'impatto, le ricadute sulla città, sulle persone, sulla società di quello che noi facciamo. Dunque, io sono il presidente di Area Science Park. Area Science Park è un ente di ricerca nazionale del MUR che ha sede qui a Trieste, è un ente storico, stiamo qui da 45 anni a supporto ovviamente della ricerca, dell'innovazione tecnologica, del trasferimento tecnologico, con un forte impatto, un forte peso sul territorio. Quindi la nostra partecipazione non è perché siamo astrofisici, astronomi, no, perché abbiamo legami, ma perché è venuta da noi la dottoressa Capuzzo, grazie alla mia ex vicepresidente di Area Science Park seduta lì, che spero poi dica qualcosa, una dottoressa astrologo, sono venuti, e l'entusiasmo, la spinta, l'interesse, la dottoressa Capuzzo non si può dire di no, quindi eccoci qua, abbiamo contribuito per quello che abbiamo potuto, e auguro a tutti, soprattutto ai giovani, alle ragazze, un grande successo, e che questo sia solo il primo passo verso una carriera scientifica. Grazie. Grazie professoressa Petrillo, grazie anche per aver ricordato l'importanza dei cosiddetti role model, donne che siano modello, che siano esempio, soprattutto per le più giovani, per le ragazze, perché c'è bisogno di infondere fiducia, quell'autostima che a volte manca nelle ragazze, perché le difficoltà da affrontare nell'intraprendere una carriera anche scientifica, non solo scientifica, però sono tante. Devo dire che però prima ho intercettato una ragazza, penso una delle vincitrici del concorso, mentre veniva intervistata dalla RAI di Trieste, e diceva proprio questo: grazie a Margherita Hack ho imparato, ho capito quanto lei si sia data da fare per fare cose che prima insomma non erano concesse alle donne, quindi ho capito l'importanza di mettercela tutta per cercare di intraprendere quei percorsi che si desiderano. Voglio ricordare ancora la collaborazione preziosa dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, che è stato appunto già citato, dove appunto Margherita che ha mosso i primi passi, perché è lì che ha studiato per la sua tesi di laurea. Ringrazio quindi Simone Esposito, direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, che oggi non può essere qui con noi, però vi leggerò io un messaggio che ci tiene a farvi arrivare. Mi dispiace moltissimo di non poter essere presente con voi alla premiazione del concorso Viva Marga. È stato comunque un grandissimo piacere per l'Osservatorio di Arcetri e per me personalmente aver collaborato a questo progetto. Arcetri ha naturalmente un legame particolare con Margherita Hack, che proprio a Firenze iniziò la sua carriera di astronoma. Come direttore dell'Osservatorio di Arcetri e come astronomo collega di Ma, vorrei dunque ringraziare moltissimo gli organizzatori per il grande lavoro e impegno. Allo stesso modo vorrei ringraziare naturalmente tutti gli enti coinvolti in questo progetto che ne hanno consentito la realizzazione. Infine vorrei citare gli autori di uno degli elaborati premiati, quando affermano che conoscendo Margherita hanno toccato con mano come con passione e impegno si possano fare grandi cose.
Vedere ragazzi così giovani appassionarsi e impegnarsi così a fondo in questo progetto mi dà una piacevolissima sensazione di fiducia nel loro futuro, che vedo altrettanto appassionato e impegnato. Dunque, a nome dell'Osservatorio di Arcetri e mio personale, bravi, brave, bravissimi, ragazzi in primis e brivissimi organizzatori, e quindi ancora una volta viva Marga. Quindi salutiamo il direttore Simone Esposito dell'Osservatorio di Arcetri di Firenze, lo ringraziamo anche appunto se oggi non è qui con noi, e infine chiamo al microfono la già citata Sabrina Strolego, console d'Austria per il Friuli Venezia Giulia, che ringraziamo anche per il patrocinio al progetto Viva Marga. Io devo ringraziare voi, assolutamente, devo dire, sempre travolta dalla esuberanza della dottoressa Caputo che dice, devo dire, abbiamo spaziato in tantissimi campi. In questo caso sono come console d'Austria perché avete sentito che il primo osservatorio astronomico è stato fondato da Maria Teresa d'Austria, altra donna con la D maiuscola. Diciamo che questa è una città che alle donne dà uno sprint, forse possibilità maggiori, no? Perché noi vediamo che comunque molti ruoli vengono ricoperti da figure femminili. Allora, quindi io non posso che ringraziare, come dicevo tu, l'associazione per tutte le iniziative che porta, tutta la comunità scientifica. Devo dire che la nostra presidente, la mia ex presidente, da pochi giorni è stata travolta anche lei dall'entusiasmo, quindi ringrazio la comunità scientifica per aver avuto questa sensibilità, aver promosso e finanziato questo progetto per i giovani. Solitamente io parlo sempre molto a braccio, in questo caso parlando di giovani ho sempre paura di saltare qualche passaggio che secondo me potrebbe essere importante per il nostro futuro, perché i ragazzi sono il nostro futuro poi. Noi stiamo parlando di Margherita Hack, una donna che io considero con la D maiuscola, che ha segnato una parte della nostra storia, cultura, specialmente scientifica. La donna delle stelle, come è stata nominata, come è stata sempre chiamata, è stata sempre così ribattezzata anche negli anni passati. Iniziò a muovere i primi passi da astrofisica dopo la seconda guerra mondiale, in un'epoca in cui le donne per cui alle donne non era possibile occuparsi tanto di scienza, quindi donne che non hanno avuto bisogno di parità di genere, hanno saputo farsi valere senza aiuti, diciamo, esterni. Sapendo così coniugare nel corso della sua vita un'incredibile carriera scientifica e la sua passione, che abbiamo sentito, della divulgazione, perché secondo lei le cose andavano non solamente scoperte, ma aveva questo entusiasmo per la divulgazione. Come sappiamo ha sempre avuto un legame molto speciale con Trieste, arrivò qui circa 60 anni fa e qui divenne proprio la prima donna italiana a dirigere un osservatorio astronomico, dove ha lavorato instancabilmente per avvicinare tutti noi alla scienza. È la prima donna ad ottenere una cattedra presso l'università per insegnare astrofisica. Da allora, da Trieste, una città dove scienza e arte, natura e tecnologia, che sono tracce del passato e proiezione del futuro che si incontrano, da qui, da Trieste, non se ne andò più. Il consolato onorario d'Austria ha già collaborato più volte con la dottoressa Capuzzo, per altri lodevoli, veramente molto disparate iniziative. Però in questo caso, coinvolgendo una figura di questo genere e soprattutto sempre questa passione di coinvolgere soprattutto i giovani per dare una cultura di quello che è stato il nostro passato, perché dal passato noi impariamo anche il nostro futuro, il consolato è sempre stato, diciamo, entusiasta. Oggi ho saputo che ci sono 21 delegazioni presenti. 21 scuole?
hanno 21 scuole hanno partecipato e quindi vuol dire una grandissima divulgazione che non è sempre semplice fare. Ritengo importante per la crescita di ognuno di voi giovani che oggi di conoscere oggi e coltivare il ricordo di personalità, di rilievo e di ispirazione come quello di Margherita Hack. Poiché la sua dedizione alla ricerca scientifica e la sua capacità di comunicare concetti complessi in modo accessibile la rendono un esempio brillante per le giovani generazioni. Marga, così era chiamata in maniera dagli amici in maniera simpatica, era una donna libera, attenta ai problemi dell'umanità e dell'ambiente e delle scienze contemporanee. Il suo amore per le biciclette, per i gatti, io l'ho avuto modo di conoscerla, la ricordo all'università in pantofole, quindi anticonformista al massimo, devo dire, una persona che si faceva notare anche per il suo carisma. E quindi ha fatto di lei così un modello veramente di ispirazione che questa organizzazione di questo evento ha voluto vuole stimolare e portare nelle nuove generazioni. Quindi io direi ragazzi, vorrei che riflettesse su alcune delle sue parole che ci invitano a guardare oltre l'orizzonte. Lei appunto disse, l'astronomia non è soltanto una scienza, è una finestra aperta sull'infinito. Di non fermarci mai di fronte all'ignoto, ma di mantenere viva la nostra curiosità. Per voi giovani conoscere Margherita Hack significa scoprire la passione per l'astronomia, ma anche comprendere il valore dell'impegno dell'etica. Così come ispirazione mi verrebbe da invitare voi, ma anche noi, a prendere esempio della sua vita, della sua tenacia e della sua capacità di vedere la bellezza dell'universo e di condividere tutto ciò con gli altri. Siete infatti voi, con la vostra creatività e il vostro impegno, i futuri scienziati, artisti, ingegneri, pensatori, che porteranno avanti il pensiero legato a Margherita Hack. Continuate ad esplorare, a farvi domande e non smettere mai di meravigliarvi davanti alle meraviglie dell'universo. Abbiate sempre rivolti gli occhi al futuro, perché il futuro siete voi e dipende da voi. E credo che un esempio come Margherita Hack, come Marga, possa essere veramente di ispirazione a proiettarci, a guardare al futuro e a dire che tutto si può. Grazie mille. Grazie Sabrina Astrolego. Devo dire che tante delle caratteristiche che sono già emerse in questi primi saluti iniziali, tante di queste caratteristiche ricordate di Margherita, che bene ricorrono nei lavori che sono stati presentati dai ragazzi e delle ragazze delle scuole che hanno partecipato al concorso Viva Marga, la sua passione naturalmente per le stelle, il suo amore per i gatti, la sua passione per le biciclette, anche perché nel corso del mese, effettivamente nel corso degli incontri che abbiamo organizzato proprio qui a Trieste, che abbiamo appunto condotto qui a Trieste, effettivamente i ragazzi e le ragazze hanno potuto conoscere Margherita Hack attraverso i suoi libri o i libri dedicati a lei, attraverso le testimonianze di chi con lei ha lavorato, ha studiato e quindi queste caratteristiche appunto dicevo ricorrono nei lavori presentati al progetto, al concorso Viva Marga, un concorso insomma che non esisterebbe senza Maria Luisa Princivalli, perché in fondo è da una sua idea che nasce questa iniziativa, ma perché un concorso dedicato alle scuole proprio su Margherita Hack? So che preferisce andare al microfono, di fatto nel frattempo che raggiunge il microfono io voglio solo ricordare come di fatto per 49 anni lei e Margherita Hack avete condiviso la vita come colleghe prima e come amiche poi, fin da quando appunto Margherita Hack arriva a Trieste nel 1964, è stato ricordato più volte al Dipartimento, alla Facoltà di Scienze dell'Università. Margherita Hack per insegnare astrofisica, lei insegnava analisi matematica. Grazie Simone.
mi chiedono perché c'è questo concorso. E io rispondo perché l'ha voluto Mario. Prima di dirvi quello che è stato il mio rapporto con Margherita, devo fare i ringraziamenti di rito alla Regione che ci ha ospitato in questa sala, ai giurati delle 2 commissioni del concorso che si sono sobbarcati un bel lavoro nel giudicare gli elaborati dei giovani, e erano 73 gli elaborati pubblicati da giovani. Devo ringraziare, dicevo, i giurati, devo ringraziare l'Università della Terza Età, lasciatemi dire, perché l'Università della Terza Età, di cui io faccio parte anche come fondatrice, è quella che assieme a Radici Futuro ha progettato, ha promosso questa iniziativa. Che dirvi del mio rapporto con Margherita? È stato un rapporto durato, come ha ricordato Simone, tanti anni, 49 anni abbiamo vissuto assieme. Prima come colleghe, poi come amiche, poi lasciatemi dire come sorelle. Dico questo perché Marga stessa usava un termine che a Trieste non ho mai sentito, e riferendosi al nostro rapporto diceva che noi siamo sorelle d'anima. Sorelle d'anima. Questo per dirvi che quando Marga è mancata, io mi sono chiesta cosa posso fare. La risposta stava nei fatti. Cioè Margherita ha amato i ragazzi, è vissuta sempre con un occhio verso i giovani, sempre, a tutti i livelli. Margherita, prima di morire, alla sua età, passava ore e ore al computer per rispondere ai messaggi e alle domande dei bambini, non solo degli studenti dell'università, dei bambini. Lei è vissuta donando. Ecco, se io devo mettere un epiteto alla parola Margherita, dico generosa. Lei è una persona generosa, una persona che non guardava se stessa, lei si sprecava per gli altri, in tutti i sensi, anche con gli animali, come voi ben sapete. E quando lei si avvicinava ai giovani, li incoraggiava, come è stato detto giustamente, e diceva: ma non mattoni, i mattoni si fanno con lo stampo, voi dovete essere pietre vive possibilmente, non mattoni. Questa era l'impostazione di Margherita, che andava al cuore nella sua semplicità. Questa celebrazione di oggi, questa premiazione, deve essere una festa. Mi rivolgo ai giovani, deve essere una festa, come Margherita la desiderava. Margherita di fronte alle premiazioni, sapete cosa diceva? Diceva: che noia. E Aldo la rincalzava: e che barba. Quindi noi dobbiamo seguire lo spirito di Margherita, non fare delle celebrazioni ufficiali, eccetera, ma essere nella spontaneità che le era congeniale. Vedete, è stato molto molto importante quello che Margherita ha lasciato. Ha lasciato un esempio di vita semplice. Lei amava i gatti, come voi sapete, e mi diceva: sai, non preoccuparti, perché adesso con noi, me e Aldo, vengono solo i gatti, non il cane. Vengono 8 gatti. 8 gatti andavano a letto con loro. Ma il cane no, stai tranquilla, il cane no. Per dirvi, con Margherita si viveva così. Era la persona semplice, era la persona ricca,
lei ha lasciato ai suoi giovani una testimonianza di vita. Ecco perché io ci tenevo tanto a questo concorso, perché io ho visto, leggendo i vostri elaborati, che avete colto, mi rivolgo ai giovani, avete colto lo spirito di Margherita, questo è meraviglioso. Avete capito che è importante il lavoro di gruppo, per esempio, la collaborazione, il vivere spalla a spalla con una persona che magari non la pensa come te, convivere con gli altri. Tutti questi sono insegnamenti di vita che, sono certa, questo concorso ha contribuito a non solo risvegliare in voi, ma a potenziare nelle vostre esistenze. Questo è importante. Ricordare Marga non solo perché era una grande scienziata, anche per questo. Non solo perché era una donna così in vista, anche per questo, per la divulgazione che lei ha fatto. Ma non solo per quello. C'è un messaggio che deve arrivare, e io ci tengo molto a sottolineare questo aspetto. C'è un messaggio che deve arrivare a ciascuno di voi, ad uno, dire: imparo da questa esperienza per mettere a frutto nella mia esistenza futura. Se questo voi fate, allora lo scopo di questo concorso è raggiunto. Vi ringrazio. Grazie mille professoressa Principalli, innanzitutto insomma per aver insomma posato quelle teme che poi ha permesso di far germogliare e di organizzare appunto il concorso Viva Marga, ma grazie soprattutto per questa testimonianza, perché le sue parole si vede che arrivano dal cuore e spero che siano arrivate al cuore dei ragazzi e delle ragazze che tra l'altro insomma avevano già avuto modo di conoscerla nel corso degli incontri qui a Trieste. Vorrei soltanto sottolineare secondo me un messaggio molto bello che ha dato, quanto la scienza sia importante nel farci capire l'importanza della collaborazione. Insieme si va sicuramente più lontano, non soltanto nell'esplorazione dell'universo, ma anche nel nostro quotidiano. E adesso do la parola finalmente alla già citata tante volte Laura Capuzzo, che è la segretaria generale di Radici e Futuro, l'organizzazione di volontariato culturale a cui si deve insomma questo concorso organizzato insieme all'Università della Terza Età e all'Associazione Scienza Under 18. Un'avventura sicuramente impegnativa, però credo altrettanto appagante e soddisfacente, Laura. Devo confermare precisamente soddisfacente anche per i risultati, per il contributo che le scuole e i ragazzi soprattutto hanno dato, che è stato estremamente significativo. E io intanto voglio rivolgere un saluto e un augurio di benvenuto a chi è qui in sala, ma anche a chi ci sta seguendo via streaming. Segna in qualche modo il punto d'arrivo di un percorso che è iniziato più di 2 anni fa, in occasione di una chiacchierata informale che avevo avuto con la mia ex insegnante di fisica del liceo, la professoressa Principalli, appunto, che mi siede oggi qui accanto. E passando di argomento in argomento durante questa chiacchierata, il discorso era caduto su Margherita Hack, sulla grande amicizia che c'era stata tra Maria Luisa e Marga, e sull'importanza, visto che allora si avvicinava il decennale della sua scomparsa, di far conoscere ai giovani la sua figura a 360 gradi. Non solo la scienziata pioniera della spettroscopia stellare e delle osservazioni di stelle e galassie in luce ultravioletta, quindi, ma anche la grande divulgatrice, prima donna in Italia a dirigere un osservatorio astronomico, docente universitaria, persona libera, impegnata sul tema dei diritti civili, amante dello sport, della bicicletta e degli animali, i gatti in particolare, come abbiamo già sentito.
È stato in quella circostanza che Maria Luisa mi ha parlato per la prima volta del concorso Viva Marga, che nel 2018-19, con l'aiuto dell'Università di Trieste, aveva realizzato. Allora vi avevano partecipato solo studenti triestini e in lei era rimasta la voglia di riprendere in mano quell'idea. Il caso ha voluto che in quel periodo Radice Futuro, l'organizzazione di volontariato culturale di cui sono segretario generale e che fino allora aveva sviluppato con le scuole del territorio e con scuole italiane all'estero progetti di carattere prevalentemente storico-letterario, che Radice Futuro appunto fosse la ricerca in quel momento di uno spunto per aprirsi al versante scientifico. E quale occasione migliore allora per stimolare nei giovani l'interesse verso la scienza e nello stesso tempo per altre tematiche altrettanto importanti del ricordo di una persona poliedrica come Margherita Hack, legata alla città di Trieste e rimasta nell'immaginario collettivo per i viaggi straordinari nell'universo che consentiva di fare con le sue parole, pur restando con i piedi ben piantati a terra. Da lì è partito tutto. Il nuovo progetto, ossia il nuovo concorso a premi per le scuole Viva Marga, ha cominciato a prendere forma e da subito ha avuto la divisione di due altre organizzazioni di volontariato, l'Università della Terza Età di Trieste e l'Associazione Scienza Under 18 Isontina. Poi c'è voluto un anno per raccogliere, tra problemi burocratici ed amministrativi di ogni tipo, il sostegno di ben 12 enti scientifici di Trieste e di Firenze, l'altra città del cuore di Margherita, a cominciare dagli osservatori astronomici di Trieste e di Arcetri. Agli enti scientifici, che ringrazio per la loro partecipazione e che nel corso di questa cerimonia stiamo conoscendo attraverso i loro rappresentanti, si sono poi aggiunti la Regione Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Casali e Anteas Odin. Grazie alla collaborazione fornita dagli uffici scolastici regionali per il Friuli Venezia Giulia e per la Toscana, 8 scuole secondarie di primo e secondo grado di Trieste e 5 di Firenze hanno aderito al progetto. Immediata ed in termini di grande interesse è stata anche la risposta venuta da parte di 8 scuole estere di Austria, Slovenia, Slovacchia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Albania, dove si insegna l'italiano, che abbiamo ritenuto di coinvolgere con lo scopo di promuovere l'immagine di Margherita Hack anche fuori dai confini nazionali e favorire la creazione di ponti culturali tra studenti di paesi diversi. In totale sono stati circa 700 gli studenti e più di una quarantina i docenti che nel corso di quest'anno scolastico, come voleva il bando di concorso, sono stati impegnati nella produzione di elaborati liberamente ispirati alla vita o all'attività di Margherita Hack nel campo della ricerca scientifica, della divulgazione, dell'etica o del sociale, sotto forma di saggio, racconto, poesia, fumetto, installazione, animazione teatrale, presentazione digitale, video, fotografia o altro. Tra ottobre 2023 e febbraio 2024 abbiamo messo a disposizione delle scuole informazioni su chi era Margherita Hack ed il mondo scientifico che la circondava, attraverso la creazione di un sito appositamente dedicato al progetto, l'organizzazione di una serie di eventi e la distribuzione di alcuni libri di e su Margherita Hack. A lei abbiamo anche dedicato un calendario con i disegni di 2 giovani illustratrici e citazioni tratte dalle sue pubblicazioni, in modo che il suo ricordo ci accompagna per tutto il 2024. Nei primi mesi di quest'anno le scuole hanno completato gli elaborati da presentare in concorso nelle 2 categorie, arti visive e scrittura e multimedialità per corsi digitali ed arti varie. Complessivamente i lavori ammessi sono stati 73. 37 sono stati realizzati da scuole di Trieste, 24 da quelle di Firenze e 12 da scuole estere. Una giuria formata da rappresentanti degli enti promotori e scientifici ha espresso i vincitori del concorso
che oggi in parte sono qui in sala. Per la sezione estero, un gruppo di 12 studentesse del primo ginnasio di Sarajevo ha vinto con la realizzazione di un murale disegnato sulla parete della loro aula di fisica per gli studenti di oggi e di domani. Ed ha anche meritato una menzione speciale per il video in cui interpreta Margherita Hack in diversi momenti della sua vita. Un gruppo di 11 studentesse del liceo linguistico di Sremski Karlovci, Novi Sad, in Serbia, si è invece aggiudicato il primo premio con una canzone originale dal titolo Margherita, che fa da colonna sonora in un video con filmati d'epoca. Un'altra menzione speciale è andata alla sceneggiatura scritta da un gruppo di 6 studenti del ginnasio Temistokli Germeni di Gorica in Albania, che sulla base di quella sceneggiatura hanno anche dato vita ad un'animazione teatrale. Per quanto riguarda Firenze, l'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo ha meritato un primo premio con la classe terza F, che ha creato un libro per bambini realizzato completamente a mano in tutte le sue parti, disegni, maquette, scrittura, rilegatura. E ha meritato una menzione speciale con un'altra classe, la classe terza D, e il suo gioco da tavolo, efficacemente valorizzato da uno spot promozionale. A sua volta l'Istituto Comprensivo Pirandello ha vinto con la classe terza B. Podcast, testi scritti, video, ed ha ottenuto anche una menzione speciale con un'altra classe, la terza E, e il suo museo virtuale, all'interno del quale vengono raccontati i momenti della vita di Margherita Hack e del suo percorso di studio. E ancora Trieste, con l'Istituto Comprensivo di Visione Giulia in prima posizione, con un gruppo di 3 studenti e la loro Shadow Lamp, una lampada funzionante e decorativa in cui Margherita Hack, il telescopio, la bicicletta e i gatti sono protagonisti, e luce ed ombra convivono in equilibrio. Alla divisione Giulia e in particolare alla classe terza C è andata anche una menzione speciale per la bacheca digitale, dove hanno trovato spazio la lettera, l'articolo scientifico, il podcast, i racconti fantascientifici e molto altro. Un altro primo premio è stato assegnato al file multimediale realizzato dalla classe terza D dell'Istituto Comprensivo San Giovanni, che ci consente di navigare tra le tappe fondamentali della vita di Margherita mediante una linea del tempo e un quiz interattivo. E infine una menzione speciale ha ottenuto anche un gruppo di 5 studentesse del liceo scientifico Guglielmo Oberdan, che usando l'intelligenza artificiale hanno creato un'installazione con citazioni di Leopardi e Van Gogh. Come potete notare, tra i vincitori la componente femminile è predominante, come sarebbe piaciuto a Marga, e la creatività dei giovani incontra la scienza nelle forme più disparate. Fenomeno, quest'ultimo, che si riscontra peraltro anche facendo una veloce carrellata sugli altri lavori, che non si sono classificati nelle primissime posizioni. Vale la pena citare il bellissimo ricamo realizzato in 30 giorni di lavoro costante da Lara Vodjevic, studentessa del 9° liceo di Belgrado. Il fumetto su un fatto di cronaca relativo a Margherita Hack ricordato dagli studenti dell'Istituto Tecnico Ziga Zois di Trieste. La raccolta di poesie in italiano e in sloveno dell'Isis Stefan di Trieste. Il collage di scritti, poesie, video e podcast degli studenti del liceo Ladislava Saru di Bratislava. Il sito web costruito in diverse lingue dai ragazzi dell'Istituto Carli di Trieste, dove si svolge anche un dialogo impossibile tra Margherita Hack e Leopardi. E poi il volantino con l'itinerario sulle tracce di Margherita dell'Istituto Comprensivo Altipiano di Trieste. Il bel ritratto di Margherita del ginnasio di Bagnaluca. Il saggio sulla condizione femminile in Italia dell'Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo, il murale del Liceo Castelnuovo di Firenze,
i video della Scuola Internazionale di Trieste, del Liceo Seebacher di Graz, del Ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria e i tanti menù stellari, scientifici, vegetariani, preparati dall'alberghiero Satti di Firenze. Gli elaborati vincitori delle scuole triestine e di alcune estere saranno presentati domani a Trieste nell'aula magna del Centro Internazionale di Fisica Teorica, dove dedicheremo anche spazio all'attualità con gli interventi di Manuela Bischetti sui 100 anni dell'Università di Trieste e di Chiara Isadora Artico su Go 2025, ossia la celebrazione transfrontaliera il prossimo anno di Nova Gorica e Gorizia, capitale europea della cultura. La mattinata domani si concluderà con una conversazione a distanza con Amalia Ercoli Finzi, la signora delle comete, prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica, consulente della NASA, dell'ESA e dell'ASI. Lei ci parlerà delle prospettive dell'esplorazione spaziale, con particolare riguardo alle missioni sulla Luna e su Marte. Gli elaborati vincitori delle scuole fiorentine e di altre estere saranno invece di scena il 31 maggio, venerdì, a Firenze, nell'auditorium dell'Innovation Center, dove l'ospite d'onore sarà l'unico ricercatore dell'INAF impegnato nel progetto FANS, Francesco Belfiore dell'Osservatorio di Arcetri, che commenterà le immagini trasmesse a terra dal telescopio spaziale James Webb. Spaviandomi alla conclusione, prima di concludere devo dire 2 parole sui premi. Abbiamo pensato a doni che significano cultura e impegno, ma anche relax e intrattenimento, perché ci vuole. Agli studenti autori degli elaborati vincitori andranno infatti in premio, come previsto dal regolamento, buoni acquisto di una nota casa editrice italiana per un importo di 1.000 euro e ai loro insegnanti di 600 euro. Si tratta in sostanza di gift card valide 12 mesi e spendibili sia online che in libreria su oltre 400.000 prodotti, libri, CD e DVD, gadget e idee regalo, cartoleria, cancelleria, strumenti musicali, piccole tecnologie e molto altro. Riconoscimenti diversi rispetto a quelli annunciati in un primo momento sono invece previsti per i lavori meritevoli di menzione speciale. Gli insegnanti, al posto dell'albero a rischio di estinzione che era stato individuato e che non è disponibile, riceveranno a loro volta un buon acquisto di 50 euro. Mentre agli studenti, anziché il gioco The Search for Planet X, che attualmente è in ristampa, viene dato in omaggio il gioco didattico Terraforming Mars, dove i giocatori assumono il ruolo di corporazioni che collaborano per terraformare il pianeta Marte, aumentando la temperatura, incrementando l'ossigeno nell'atmosfera, coprendo la superficie del pianeta con acqua, importando vita vegetale e animale. Il gioco non solo è estremamente attuale visto il crescente interesse per la corsa allo spazio, come ci spiegherà meglio domani Amalia Ercoli Finzi, ma è anche scientificamente molto accurato, come affermano gli esperti del gruppo di lavoro dell'INAF che si occupa di apprendimento creativo. E tra l'altro questo gioco consente di far passare un messaggio etico, il che non guasta, perseguendo una politica di terraformazione green del pianeta, puntando cioè sulle foreste piuttosto che su un'elevata urbanizzazione. Io con questo ho concluso e a questo punto lasciamo spazio alle premiazioni ai ragazzi e ai docenti. Grazie. Grazie Laura Capuzzo, come hai anticipato adesso ci avviamo alla premiazione effettiva dei lavori che si sono aggiudicati il premio di questa edizione del concorso Viva Marga. Partiamo con la sezione estero. Laura, possiamo iniziare? Dobbiamo aspettare? Possiamo iniziare? Okay. Partiamo, però aspettate che sarà ardua gestire il microfono, motivazione. Aspettate, facciamo così. Ecco. Partiamo, dicevo, con la sezione estero
per le arti visive e scrittura, io chiamo a raggiungermi Agnese Bissi del Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste e Stefano Fantoni del Consorzio per la Fisica di Trieste, che consegneranno i premi a Naja Alitovic e a Mela Becia del primo ginnasio di Sarajevo per l'elaborato Pedalando fino alle stelle. Vi leggo la motivazione. L'originale idea di costruire collettivamente un murale in un ambiente della scuola destinato a permanere nel tempo per far conoscere a tutti gli studenti attuali e futuri la personalità e l'opera di Margherita Hack si è rivelata perfettamente rispondente agli intenti di divulgazione scientifica ed etica di Marga, attenta e rivolta soprattutto ai giovani. Apprezzabile la documentazione dell'attività di elaborazione dell'opera nel suo divenire, ottimo il risultato finale del murale nelle proporzioni, nei colori, nell'esecuzione artisticamente accurata ed efficace. A conferma della sua valenza divulgativa, il murale campeggia nell'aula di fisica del liceo, frequentata da studenti, studentesse che si dimostrano curiosi, attenti, in apertura e in chiusura del filmato realizzato dallo stesso gruppo di 12 allieve, risultato degno di menzione nella scuola categoria di concorso. Complimenti, potete assegnare il premio e anche la foto. Intanto facciamo la foto di rito. Prego, professoressa. Buongiorno a tutti, è stato un grande piacere far parte di questo meraviglioso concorso. Devo dire che 12 ragazze molto motivate, collaborative, hanno lavorato per 2 mesi interi sul murale che oggi c'è nell'aula di fisica. Vorrei ringraziare la giuria che ha riconosciuto la qualità dell'elaborato Pedalando fino alle stelle, ringraziare anche gli organizzatori, tutti gli sponsor, e anche congratulazioni vanno agli studenti e colleghi dell'Albania, della Serbia, di Firenze e di Trieste, certo. Grazie mille professoressa, te lo aspettavi questo premio? Grazie per il premio e grazie a nome delle studentesse. Grazie, grazie. È da poco che studiano l'italiano, ma nel primo liceo l'italiano si studia come la terza lingua straniera obbligatoria all'indirizzo linguistico. Complimenti davvero. Professor Fantoni, è stato arduo il lavoro di selezione degli elaborati da cui assegnare il premio? Abbastanza. Devo dire che è stato difficile scegliere e effettivamente i lavori erano tutti molto buoni, ma quelli che premiamo erano particolarmente buoni. Quindi è con grande entusiasmo che consegno, è un grande privilegio che consegno questi premi. E mi raccomando, pietre vive, non mattoni. Agnese Vissi, anche un veloce commento, un veloce messaggio da mandare da parte tua ai ragazzi e le ragazze. So che sei sempre particolarmente attenta a trasmettere il bello di fare scienza, soprattutto poi nel corso di quest'anno che l'ICTP festeggia il suo compleanno, i 60 anni. Sì, volevo innanzitutto complimentarmi con tutte le studentesse e gli studenti che hanno partecipato e soprattutto che hanno ricevuto questo premio, e vorrei appunto unirmi a tutti già i bellissimi discorsi che ci sono stati nel dire di essere sempre curiosi e di perseguire sempre quello che volete raggiungere. Complimenti ancora. Grazie. Il premio potete consegnarlo.
Continuiamo sempre con la sezione estero per la multimedialità, percorsi digitali ed arti varie. Leggo la motivazione del premio che va ad Angela Zrnic e Jasmina Kovacic del Liceo Linguistico di Novi Sad per l'elaborato Margherita. Video. Complimenti. Video magistralmente progettato dalla classe di 11 studentesse, tecnicamente complesso, efficacemente montato, con alternanza tra immagini contemporanee e filmati e foto d'epoca, frutto di un'accurata ricerca sui diversi aspetti della vita e dell'attività di Marga, dallo sport alla scienza, dalla passione per la bicicletta e per la natura, al lavoro di astrofisica e di divulgatrice. Valorizza il ritmo della visione una splendida colonna sonora costituita da una canzone in lingua italiana dedicata a Margherita, artisticamente creata, suonata e cantata da una delle studentesse. L'effetto complessivo risulta di grande efficacia espressiva e comunicativa. Complimenti, professoressa, una soddisfazione. Sì, volevo ringraziare a tutti quelli che hanno organizzato questo bellissimo progetto, per cui siamo stati in grado a conoscere meglio la vita e l'opera di Margherita Hack. E prima di tutto voglio ringraziare Angela, che tutto il merito va a lei, che è una ragazza molto dotata, ha fatto questa bellissima canzone e l'ha anche girata nello studio, e anche alle ragazze che hanno realizzato il video. Grazie, complimenti. Grazie a nome a tutte le mie amiche del classe. Complimenti ancora. Io adesso chiamo per consegnare il premio Nicola Gigli della SISTA, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, e Iris Bertani del Centro Internazionale per l'Ingegneria Genetica e le Biotecnologie di Trieste, l'ICGV. Grazie. Complimenti. Foto di rito fatta e concludiamo allora prego. Concludiamo la sezione estero con le menzioni speciali. La prima menzione speciale va ad Amidona Terolli e Mirela Iaupi del ginnasio di Corizza per l'elaborato Un'immersione nell'astrofisica con Margherita Hack. Vado a leggervi la motivazione. La sceneggiatura accuratamente stilata da un gruppo di 6 studentesse e studenti rappresenta la vivace messa in scena di una lezione scolastica sul Big Bang, in cui interagiscono, in un dibattito ispirato al dialogo galileiano, allievi della classe, tra cui uno scettico, una docente portavoce di Margherita Hack e una moderatrice e sostenitrice di lei tesi. La costruzione del testo ha avuto una preparazione complessa, seria e approfondita di studio e letture di e su Marga, che sembra aver trasmesso ai giovani allievi, oltre alla sua passione per l'astrofisica, anche una visione della conoscenza e della scienza, che devono essere patrimonio di tutti. Da rimarcare la correttezza della scrittura da parte di studenti non di madrelingua italiana. La sceneggiatura ha costituito la base di una rappresentazione realizzata dallo stesso gruppo di allievi in un video che ha partecipato al concorso nella seconda categoria. Complimenti, io chiamo Evelina Battageli dell'Organizzazione di Volontariato Culturali Radici e Futuro per la consegna del premio. Professoressa vuole dire? Volevo ringraziare l'associazione Radice Futuro che averci dato l'opportunità di partecipare in questo progetto,
un progetto in cui abbiamo trattato, analizzato le cose che non fanno parte nel nostro programma scolastico. Abbiamo imparato tante cose in questo progetto e ringrazio senz'altro il professore referente di questo progetto, Prof. Paolo Maggioli, e gli altri insegnanti, Prof. Sara Milda, preside della scuola che ci ha aiutato, e i protagonisti di progetto, gli altri alunni che ci sono, Gabriella, Yorgo, Fioina, Patrick, Roela e Iona che c'è qua. Grazie a tutti, grazie per questa organizzazione perfetta, grazie. Grazie professoressa. Mi lasci dire che noi ringraziamo voi insegnanti perché c'è davvero bisogno di insegnanti motivati e motivanti. Quindi grazie per il lavoro che avete fatto, complimenti. Buongiorno a tutti, sono molto contenta di essere qua e voglio ringraziare per l'opportunità che ci avete dato e voglio ringraziare anche dal parte dei miei compagni che non sono qua con me ma sono con noi e anche loro sono molto contenti di averci partecipato e di aver conoscere Margherita Hack che è diventata una figura e un modello per tutte noi e ci ha ispirato di andare avanti e di realizzare i nostri sogni. Grazie. Grazie, in bocca al lupo. Prego. Altra menzione speciale va ad Anan Karaman e Velida Kujovic del primo ginnasio di Sarajevo per l'elaborato La stella che brilla di più. Complimenti. Mi metto in... Questa è la motivazione. Il video, ben progettato e costruito da un gruppo di 12 studentesse, rappresenta efficacemente aspetti della vita e dell'attività scientifica e divulgativa di Marga, grazie a un'intensa opera di preparazione e ricerca organizzata da 2 insegnanti con visita a un osservatorio astronomico, realizzazione di animazioni con Papes e con l'interpretazione attoriale del personaggio di Marga in interviste, giri in bicicletta, lezioni a studenti. Il filmato si apre e si chiude in un'aula in cui campeggia il murale dedicato a Marga, realizzato dallo stesso gruppo di allieve, vincitore del primo premio nella categoria Arti Visive e Scrittura. Valorizza l'intero cortometraggio la colonna sonora costituita dalla musica al pianoforte della Donna Cannone di Francesco De Gregori, il cui testo si rivela nella sua metafora perfettamente attinente. Complimenti. Gracias. Good morning. My name is Velida Kujovic and I'm physics teacher at Prva Gimnazija in Sarajevo. It has been a big privilege to collaborate with our students on the film that follows life and professional contributions of the great Margherita Hack. This award is a testament to the dedication and hard work that our students put into the creation on this film. We are grateful for this recognition and I would like to express our heartfelt thanks to all people and organizations that support this project. Thank you. Thank you so much. È stato un piacere partecipare a questo concorso, grazie mille. Grazie a voi per l'impegno e l'entusiasmo. Allora la consegna del premio. Lascio per la foto di rito. Grazie ancora e complimenti. Thank you so much. E adesso facciamo una breve pausa per poi continuare appunto con l'assegnazione, la consegna dei premi agli altri elaborati vincitori. Grazie per essere stati fin qui finora. A omaggiare Margherita Hack, lo abbiamo detto, nasce il 12 giugno del 1922 a Firenze, si laurea il 15 giugno del 1945 all'Università di Firenze, lavorando all'Osservatorio di Arcetri. Nel 1964 arriva a Trieste, nel 1997, è stato detto prima, Margherita Hack va in pensione
e finisce con il lavorare ancora più di prima, come lei stessa diceva. Margherita Hack è venuta a mancare il 29 giugno 2013 a 91 anni e questo concorso Viva Marga è partito proprio in occasione del decennale della sua scomparsa, della scomparsa dell'astrofisica nata a Firenze, triestina di adozione, e adesso proseguiamo proprio con la premiazione della sezione Firenze e concluderemo poi con la sezione Trieste. Per la sezione Firenze, Arti visive e scrittura, il premio va a Martina Carpini ed Elsa Daniela Bargelli dell'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo per l'elaborato Viva Marga, la donna delle stelle. Prego, raggiungetemi, mi appresso. Complimenti, mi appresso a leggere la motivazione. Il bel libro su Marga, realizzato dalle classi di 23 allievi ed allievi, è interamente fatto a mano in tutte le sue componenti, dal testo alla scrittura, dalle illustrazioni alla rilegatura. È indirizzato ai bambini della scuola elementare e a questi destinatari adegua efficacemente il linguaggio, le immagini, le modalità di lettura arricchite da elementi mobili, finestrine da aprire, giochi da risolvere, completati dalle soluzioni. Nelle pagine finali una bibliositografia rivela lo studio sotteso e le immagini di backstage testimoniano lo spirito di dedizione e collaborazione degli allievi, ben guidati dalle loro insegnanti. La fruibilità del libro da parte dei piccoli lettori realizza l'intento divulgativo e la capacità di immedesimazione con i destinatari che hanno tanto ben caratterizzato l'attività di Marga. La diffusione dell'esemplare originale e unico del libro è facilmente permessa, oltre che dal filmato che lo documenta, anche grazie alla sua versione digitale in slide. Allora, innanzitutto complimenti. Grazie, grazie. Grazie mille, grazie a voi che avete organizzato questo bellissimo concorso, ci avete dato un'opportunità unica, unica perché nella scuola è importante lavorare a gruppi, lavorare insieme, collaborare per un obiettivo comune, mettere tanto impegno e tanta cura in ciò che si fa, come Margherita ci ha insegnato. Quindi è stata un'occasione bellissima per noi, grazie. Grazie professoressa e i complimenti vanno anche e soprattutto a voi ragazzi e voi ragazze che avete realizzato questo progetto. Grazie a tutti e grazie agli insegnanti che appunto ci hanno guidato in questo lavoro e un grazie speciale va da parte mia e da tutti i miei compagni a voi che avete organizzato e grazie per questa opportunità. Grazie a voi per averla colta e chiamo a consegnare il premio la professoressa Maria Luisa Princivalli su delega di Simone Esposito, appunto direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri e per conto del Museo Galileo, l'Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze. Professoressa, consegnale il premio. Si metta accanto. La foto di voi, ho fatto la foto, guarda qua, questa, quale sei tu? Allora aspetta allora ho quest'altra. Ci sei? Eccola là. Hai visto? Ecco. Complimenti. Ragazzi, questi sono i ragazzi che si sono messi assieme a questa popola qua, ecco, e a questa popolona qua, guardate un poco, quelli che hanno fatto l'elaborato, ecco, è un lavoro di gruppo. Questa è una cosa bellissima che avete fatto. Però lasciami dire una cosa, la morte di Margherita non è il 19 come avete scritto voi, ma è il 29. E quindi tu andrai a casa tua adesso e dirai andiamo a correggere, va bene? È un refuso, si corregge facile. Certo, bravo. Grazie ancora e complimenti a Martina Carpini e Elsa Daniela Bargelli.
Sezione Firenze, multimedialità, percorsi digitali e arti varie. Il premio va ad Agnese Cecchini dell'Istituto, ritira il premio la professoressa Agnese Cecchini dell'Istituto Comprensivo Pirandello di Firenze per l'elaborato Saltando sulle stelle. Benvenuta professoressa, complimenti. Leggo la motivazione. Ricchezza, complessità, organicità caratterizzano il sito web creato dalla classe sotto la guida di insegnanti fantasiosi e inclusivi. I 17 allievi e allieve dai nomi internazionali hanno effettivamente saltato tra i vari aspetti della vita e dell'attività di Marga, così come poliedricamente faceva lei, costruendo 4 sezioni: arte, podcast, scrittura, video, in cui ciascuna ha trovato modo di valorizzare le sue attitudini e la sua creatività. Dal cartellone spaziale al menù vegetariano, dalla Marga bambola di pezza cucita con l'arte dei nonni alla costruzione del razzo con materiale da riciclo, dai podcast su temi diversi, distinti da nomi di costellazioni, alla scrittura creativa, dalla coreografia dedicata a Marga al simpatico video finale. La varietà delle creazioni e la capacità di cooperazione hanno trovato sintesi in un eccellente equilibrio dove la tecnologia digitale non eccede mai, ma è al servizio della comunicazione sostanziale. Professoressa, i complimenti a lei perché arrivino ai ragazzi e alle ragazze che hanno partecipato al progetto. Sì, senz'altro. Grazie davvero di questa grande occasione. E dico solo che appunto Marga, come ormai veniva chiamata Margherita Hack in classe, ci ha accompagnato davvero per tutto l'anno. E racconto solo un piccolo aneddoto che quando siamo andati a vedere Arcetri e abbiamo fatto un pezzo di strada a piedi con i ragazzi, mentre salivamo appunto un po' in fatica perché c'era la salita, qualcuno ha iniziato a dire: ma certo Margherita tutti i giorni venire qua con la bicicletta, perché avevamo letto di questa grande passione. E quindi la sensazione è stata che proprio fosse entrata veramente nella vita, insomma, della nostra classe e dei ragazzi stessi. Quindi grazie per questa occasione, davvero. Grazie a voi insegnanti che siete riusciti a coinvolgere e a motivare i ragazzi e le ragazze. Io chiamo a consegnare il premio Francesco D'Amato del CNR, Istituto Nazionale di Ottica, che consegna il premio anche per conto del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze. Professore, approfitto solo, lei ha fatto parte della giuria, un lavoro arduo perché insomma stiamo conoscendo man mano i lavori che sono stati premiati. Laura Capuzzo prima citava i tanti lavori che insomma non si sono aggiudicati il premio ma che comunque in maniera egregia sono riusciti a raccontare Margherita Hack e a cogliere lo spirito dell'astrofisica, la sua passione per la scienza, l'impegno, il coraggio, la curiosità. Sì, è la seconda volta che mi capita di fare il giurato in un concorso destinato alle scuole. Per la seconda volta sono rimasto, diciamo, ho dovuto fare un certo lavoro, ma sono rimasto contento di vedere cosa possa fare la fantasia degli studenti quando viene stimolata a dovere, sia per quanto riguarda l'argomento, sia per quanto riguarda i professori che ci mettono del loro. E sono venute fuori tante cose veramente interessanti, guardarsi tutti i vari elaborati in tutti i dettagli, perché per esempio il vostro era estremamente sfaccettato, c'erano le cose più disparate, non è stata una cosa semplice, ma è stata anche una cosa molto divertente perché ho visto varie cose. Devo dire, nel vostro caso c'è stata l'unica voce fuori dal coro, cioè l'unica studentessa che ha detto: a me un libro di Margherita Hack mi è piaciuto sì, ma non tantissimo. È stato l'unico caso, davvero, perché tutti gli altri si sono, diciamo, hanno fatto delle lodi, eccetera, eccetera, ma in questo caso c'è stato l'unico. E devo dire che lei, questa studentessa, che si chiama Ludovica Napoletano, se non sbaglio, ha colto proprio il personaggio. Cioè Margherita Hack, se c'era qualcosa che non le piaceva, non lo mandava a dire, lo diceva di persona, in maniera anche toscana, molto, molto cruda in certi casi. Quindi in questo caso, devo dire la verità, ho trovato una cosa estremamente interessante, quindi complimenti a tutti, a lei,
E vorrei, se posso rubare un minuto, una cosa di cui nessuno ha parlato fino adesso, della vita di Margherita Hack, è il suo lavoro contro la antiscienza. Una cosa di cui non si è parlato oggi, ma per lei è stata una cosa importantissima. È notizia di questi giorni che nel 2023 un italiano su 5 si è rivolto a maghi, astrologhi, pasticceri, eccetera, pagando in tutto 6 miliardi di euro. Mi rivolgo ai ragazzi e alle ragazze. La lotta contro l'antiscienza la dovete portare avanti, è una lotta instancabile che, come vedete, è ancora molto indietro rispetto all'essere vinta. Grazie. Non lo abbiamo fatto oggi perché devo dire che negli incontri che hanno scandito, negli incontri con le scuole che hanno scandito questo percorso, che hanno scandito il progetto Viva Marga, si è parlato anche di questo. Abbiamo ricordato per esempio come ironicamente e con la sua verve tipicamente toscana Margherita Hack si inalberava e definiva una bischerata gli oroscopi, il fatto che sui giornali ogni giorno venissero appunto pubblicati gli oroscopi, e questo si lega tra l'altro con quello che ha evidenziato lei, con l'osservazione della studentessa, che palesa il fatto che insomma non ha così poi apprezzato totalmente il libro, e in fondo la scienza questo dovrebbe insegnarci, e spero che questo sia arrivato come messaggio, lo spirito critico. Grazie ancora, complimenti. Concludiamo la premiazione della sezione Firenze con le menzioni speciali che vanno innanzitutto a Lappo Donatini e Susanna Pecchioli dell'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo per l'elaborato Viva Marga, il gioco da tavolo. Leggo intanto la motivazione. Il classico gioco dell'oca si rinnova vivacemente, centrato sulla figura e sulle attività di Marga. La classe di 21 allieve e allievi, ben guidata da docenti di diverse discipline, vi riversa tutta la cultura assimilata attraverso lo studio della sua opera di scienziata e della sua poliedrica personalità. Dal tabellone che richiama il disegno di una galassia e la spirale di Fibonacci, appena studiata in matematica, alla costruzione delle pedine, tutte significative, alle schede con domande su Marga, sull'astrofisica, al regolamento attentamente stilato e tradotto anche in inglese, alla costruzione della scatola. Tutto il progetto nasce dallo studio specifico e si integra con le altre attività culturali della classe in una realizzazione che risulta fruibile da tutti. Originale anche lo spot che pubblicizza il gioco. La prima domanda la faccio a te. Innanzitutto complimenti. Come è nata l'idea di costruire un gioco da tavola per questo concorso? Un gioco da tavolo, l'idea ci è venuta grazie anche ai prof, ma in primo luogo il fatto che volevamo metterci alla prova con qualcosa che non avevamo mai fatto, quindi questa è una delle principali motivazioni. Complimenti. Sì, volevo intanto ringraziare, dire che la nostra scuola è legata a Margherita già da tempo, perché proprio per il Consiglio Comunale dei Ragazzi anni fa abbiamo provato a proporre al Comune di intitolare la piazza davanti a scuola nostra a Margherita, e infatti ora si chiama Piazzale Margherita Hack. Quando è arrivata a scuola la proposta del concorso non potevamo che aderire, quindi. E visto che Maria Luisa Principali durante la pausa ci diceva giustamente che Margherita diceva che era sempre insieme agli ultimi, vero? E in questo senso ci teniamo anche a ricordare le altre classi, la terza A, la terza C e la terza B, che hanno partecipato, si sono impegnate altrettanto, non sono qui, non hanno vinto, ma ecco, vogliamo riconoscere anche il loro valore, del loro impegno e dei loro elaborati altrettanto belli. Grazie per averlo ricordato, lo dicevamo prima, insomma oggi qui ci sono alcuni rappresentanti dei vincitori e delle vincitrici, ma davvero i complimenti li rinnovo ancora una volta a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al progetto con entusiasmo, devo dire fin dagli incontri che ci sono stati a Trieste, a cui appunto le scuole da Firenze e le scuole dall'estero hanno partecipato in collegamento streaming. Chiamo per la consegna del premio Giuliana Candussio dell'Associazione Scienza Under 18 Isontina.
complimenti. Il gioco al gioco, all'inventore del gioco, ancora la foto di rito. Vengo un attimo da lei perché Giuliana Candiusso, dicevamo Associazione Scienza Under 18, un'associazione che insomma è in prima linea per cercare di avvicinare i ragazzi e le ragazze alla scienza e a tutte le, insomma, le declinazioni del fare scienza, del fare ricerca, del fare divulgazione. Quanto è importante questo e come si colloca la collaborazione ad un progetto come quello Viva Marga? Intanto grazie, complimenti ai ragazzi e agli insegnanti di tutto questo. E devo ringraziare veramente del coinvolgimento che abbiamo avuto l'associazione e in particolare la Laura Capuzzo e anche, devo dire, la mia collega, perché tramite probabilmente lei ci siamo messi in comunicazione. Noi siamo un'associazione di insegnanti e presidi, alcuni in pensione, altri ancora attivi, e lavoriamo proprio per le scuole, nelle scuole e con le scuole. Siamo reduci da una settimana dal nostro festival Scienza Under 18, dove i ragazzi partecipano attivamente, sono i protagonisti, quindi raccontano il loro sapere e sarebbe proprio bello che anche tutti questi bellissimi lavori che sento potessero in qualche modo partecipare anche a qualche nostro. Noi lavoriamo prevalentemente nell'Isontino, quindi Gorizia, ma lavoriamo anche con Trieste e anche con altre parti d'Italia, quindi ci sono altre Scienze Under 18 in giro per l'Italia. Io spero. Ponti, no? L'obiettivo era anche creare ponti, e quindi speriamo. Assolutamente, la scienza non ha confini, è una città come Trieste con tutte le sue istituzioni scientifiche, con tutti i suoi centri di ricerca di rilievo e caratura internazionale, dove effettivamente ricercatrici e ricercatori di tutto il mondo lavorano gomito a gomito. Potrebbe sembrare retorica, ma qui a Trieste non lo è, e mi rivolgo ai ragazzi e alle ragazze appunto che da Firenze, dall'estero sono venuti proprio in occasione del progetto Viva Marga. Avete avuto e state avendo insomma in questi giorni l'occasione di assaporare un po' che cosa significa fare scienza in una città come Trieste. Avete visitato la Sissa, quindi oggi andrete alla Sissa, domani all'ICTP, che sono appunto due realtà, due fiori all'occhiello di quello che definiamo il sistema Trieste. Ancora complimenti e ci vediamo domani. Giuliana Candusso rimanga qui perché c'è un'altra menzione speciale che va a Maria del Carmen Lopez Belmonte, professoressa dell'Istituto Comprensivo Pirandello di Firenze, ritira il premio per l'elaborato Gli osservatori astronomici. Vi vado a leggere la motivazione. La classe di 19 allieve e allievi, dopo una fase di studio e di visite guidate, ha raccolto una sintesi delle conoscenze così costruite in un bel museo virtuale in cui si racconta la figura di Marga, donna e scienziata, e si presentano 3 osservatori astronomici: Arcetri, Trieste e San Marcello Pistoiese. Una voce costituisce una valida guida tra le diverse stanze del museo virtuale, che può essere visitato anche a piacere grazie alle didascalie illustrative. Un breve e interessante video sulle cefeidi conclude il tour digitale. Professoressa, complimenti, complimenti che insomma devono arrivare in particolar modo ai ragazzi e alle ragazze che hanno elaborato questo progetto. Sì, devo dire che ovviamente i complimenti vanno ai ragazzi, ai professori anche della Pirandello, perché comunque quello che posso dire brevemente è che le parole all'inizio di Maria Luisa Principaldi, scusi, allora, ha detto che l'ha voluto Margherita, che Margherita amava i ragazzi, e devo dire che è arrivato tanto questo amore ai ragazzi. I ragazzi sono stati molto coinvolti di tutta la scuola Pirandello, per cui ringrazio loro per il lavoro che hanno fatto e che ci hanno stata una condivisione con loro, e questa cosa è la cosa secondo me più bella di tutto questo concorso, anche che è bellissima tutto,
e organizzato benissimo, ringrazio tutti, però questo amore dei ragazzi di Margherita per i ragazzi e dei ragazzi per Margherita. Grazie. Grazie mille professoressa, ancora complimenti. E visto che siamo in fase di ringraziamenti, io ringrazio Evelina Battageli perché lei è l'autrice delle motivazioni che io sto leggendo nel momento in cui consegniamo i premi ai lavori vincitori del concorso Viva Marga. Adesso ci apprestiamo a consegnare i premi ai vincitori e alle vincitrici per quanto riguarda la sezione Trieste. Per arti visive e scrittura il premio va a Denise Giommi e Chiara Mattioli dell'Istituto Comprensivo di Visione Giulia di Trieste per l'elaborato Marga Lamp. Congratulazioni, raggiungetemi. Questa la motivazione. La lampada artisticamente realizzata da 3 giovani allieve e allievi, costruita in una scatola di cartone decorata da stelle, include in una cornice dal riconoscibile profilo di Marga più sagome ritagliate e poste a livelli diversi che richiamano sue usuali e caratteristiche attività, lo dicevamo prima, la bicicletta, il telescopio, il gatto. L'illuminazione ottenuta con LED a batteria crea così effetti suggestivi ed esteticamente attraenti. La bellezza della lampada, progettata dopo letture sulla vita e sull'attività di Marga, disegnata con l'uso di programmi di grafica digitale e ritagliata nel cartoncino, è documentata da fotografie che la propongono in diverse situazioni di luce e di ombra, rivelandone l'accuratezza dei dettagli e delle scelte cromatiche. Complimenti, com'è nata l'idea? Allora, all'inizio avevamo completamente un'idea diversa, volevamo fare tutto a mano e poi abbiamo capito che era una cosa troppo difficile, troppo complicata e quindi ci siamo limitati a una cosa più semplice ma allo stesso difficile, anche se ci abbiamo messo poco tempo. Ci siamo ispirati alle cose che piacciono, principalmente a Margherita Hack, la bicicletta, il telescopio e i gatti e anche le stelle con la decorazione. Le stelle non potevano mancare, professoressa. Un lavoro che ha accompagnato un po' tutto l'anno il percorso di studio dei ragazzi e delle ragazze che hanno partecipato al progetto. Sì, hanno iniziato con le conferenze organizzate a ottobre, poi con la lettura dei testi che si passavano l'uno con l'altro. La lettura dei 2 testi poi è stata fondamentale per capire gli elementi da inserire non solo nella lampada ma anche negli altri elaborati che abbiamo presentato e che non hanno vinto. E devo dire che devo ringraziare gli alunni per la tenacia, in particolare loro che hanno vinto, appunto, erano partiti con un progetto fallimentare. A un certo punto hanno detto no, non sta andando avanti, dobbiamo cambiare, ma non si sono arresi e hanno vinto. Quindi questa è una grande lezione. Congratulazioni perché questa tra l'altro è un'altra grande lezione che dovremmo tutte e tutti apprendere dalla scienza. La scienza avanza per prove ed errori e quindi di fronte a un errore non dobbiamo arrenderci perché è proprio così che avanza la conoscenza e attraverso proprio l'accumulo di tanti errori che siamo poi arrivati a tante scoperte che hanno cambiato e rivoluzionato la nostra conoscenza del mondo o hanno portato allo sviluppo di tecnologie che ormai contraddistinguono il nostro quotidiano e non solo. Per la consegna del premio io chiamo Paolo Molaro dell'INAF Osservatorio Astronomico di Trieste, che tra l'altro i ragazzi e le ragazze hanno avuto modo di conoscere appunto anche nel corso degli incontri che si sono svolti qui a Trieste, e Rita Gavagnin di Area Science Park di Trieste. Prima della consegna del premio, se l'aspettava questo po' di lavori, di creatività ispirati dalla figura di Margherita che dagli incontri a cui tu stessa hai partecipato? No, direi che sono stato veramente colpito dalla grande partecipazione al concorso. Anche quando mi avevano detto che c'erano un certo numero di elaborati, in realtà era una bugia, perché ogni elaborato poi ne nascondeva altri 10, quindi era un gioco di scatole cinese.
Direi che quando io ho valutato siccome io sono uno studente di Margherita, mi sono laureato con lei nel 1981, a dimostrazione che la Margherita non colpiva solo le donne, ma anche gli uomini come carisma. E ho valutato le prove cercando di immaginare le reazioni di Margherita mentre le leggeva, che Margherita è molto imprevedibile nelle sue valutazioni, non è mai scontata. E così diciamo che sono rimasto veramente molto piacevolmente colpito, in particolare per esempio l'aspetto poetico di questa lampada. E vi raccomando, tenetevela sempre sul comodino e pensate che Margherita vi pensa. E vabbè, poi fare un duplicato. Quello che è stato detto sul mai arrendersi, questo è una cosa, un messaggio molto importante. Per esempio Margherita non si vergognava mai di dire che lei, il voto di laurea, era modesto, 101. Oggi sarebbe stata quasi una vergogna, ma lei diceva no, guardate, non vuol dire niente, un fallimento non è determinante. Ci si può sempre rialzare se si è determinati, l'importante è la tenacia e lei ne aveva molta. Grazie. Rita Gavagnina, anche lei ha fatto parte della giuria, insomma, un lavorone. Un lavoro immenso, ma con tanto amore si è visto negli elaborati dei ragazzi, e voglio spendere anche una parola di elogio agli insegnanti, perché senza di loro non ci sarebbe il futuro che loro vanno a costruire. Perciò grazie di cuore agli insegnanti, alle scuole, a tutti gli organizzatori, e forza ragazzi, che la vita vi aspetta. Grazie, potete appunto consegnare il premio. Foto di rito. Complimenti ancora. Marga Lamp, il progetto che abbiamo appena premiato. Continuiamo con la premiazione della sezione Trieste Multimedialità, percorsi digitali e arti varie. Il premio va a Leonardo Rebec e Luca Janesic dell'Istituto Comprensivo San Giovanni di Trieste per l'elaborato Margherita Hack, una vita stellare. Complimenti. Vado a leggere la motivazione. Margherita Hack, una vita stellare, questo è il titolo del progetto premiato. La classe di 21 allieve e allievi, efficacemente guidata da 2 insegnanti, ha prodotto un file multimediale interattivo online che permette di navigare su una linea del tempo relativo alla vita di Marga, di consultare tanti aspetti della sua attività attraverso link a pagine già esistenti nel web, di ascoltare le risposte del suo ex allievo, professor Molaro, su diverse questioni. Molto apprezzabili i quiz interattivi finali che richiedono la conoscenza di quanto appreso nel corso della consultazione. Complimenti. Come è venuta l'idea di realizzare tutto questo per questo progetto e come si è svolta poi la realizzazione di questo progetto? Volevamo parlare di qualcosa che comprendesse molte cose, e la realizzazione è avvenuta efficacemente da tutti gli alunni della classe. Ma ci lavoravate la mattina a scuola, il pomeriggio a casa? Soprattutto la mattina a scuola. Professore, quindi un'occasione per coinvolgere i ragazzi e le ragazze di fatto in un'attività che fosse un po' altra, diversa rispetto allo stare sui libri, sui quaderni. Sì, andare un po' fuori da quella che è la quotidianità scolastica, vedere come appunto nascono delle collaborazioni efficaci, no? Valide tra ragazzini seppur ancora giovani, i quali ad esempio hanno dovuto organizzare da cima a fondo l'intervista con il professor Molaro, che ringrazio, e ah, chissà che rischio. Col professor Molaro, l'hanno fatto da cima a fondo, nel senso hanno preso contatti via mail, seppur giovani, hanno concordato, tutta la classe è stata coinvolta nel concordare le domande, 7 domande
chiave, reputate dai ragazzi chiave, per cui anche per me è un'esperienza bellissima vederli lavorare insieme. Ma ci sono altri compagni che hanno partecipato? Sì, venite, venite, che così almeno siete anche voi immortalati nella foto di Rito. Loro fanno parte della terza D, un'associazione che fa. Insomma, è giusto che anche voi siate nella foto di Rito, complimenti. Chiamo per la consegna del premio la professoressa Francesca Matteucci del Dipartimento di Fisica dell'Università di Trieste, che abbiamo già avuto modo di conoscere, e Rita Blanos dell'OGS, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, che consegnano il premio appunto a Leonardo Rebec e a Luca Janes. Volete pure... Professoressa, abbiamo un po' di minuti a disposizione, ecco, quindi il mio timore è quando si modera un evento con tanti interventi schedulati, il terrore è quello di non stare nei tempi. Invece stiamo procedendo molto celermente, quindi possiamo prenderci qualche minuto. In qualche modo lei è considerata un po' l'erede di Margherita Hack. Veramente Margherita, questo nasce dal fatto che quando lei è andata in pensione io poi ho preso la cattedra da professore ordinario, anch'io donna, e quando lei è andata in pensione io ho detto 2 parole su di lei, me lo dette proprio col cuore, e lei si è commossa e ha detto: la Francesca la sarà la mia successora. Allora, e in qualche modo questa cosa a me è piaciuta molto, perché lei l'ha detto in tutti i sensi un po', ecco, non solo come docente, ma come impegno umano, sociale, eccetera. Chiaramente è molto difficile prendere questa eredità, perché lei aveva delle doti eccezionali, soprattutto riguardo alla divulgazione, perché a parte essere una grande scienziata, e noi sappiamo quel che ha fatto, eccetera, ci abbiamo collaborato, però lei ha portato l'astrofisica, l'astronomia dovunque, dal fruttivendolo di Palermo all'idraulico di Biella. Se lei nomina Margherita Hack, sanno chi è. Invece se nomina uno di noi, assolutamente sconosciuti. Questo perché lei è riuscita, usando i media, la televisione soprattutto, eccetera, ad arrivare dappertutto. E piace molto anche ai ragazzi giovani, appunto, perché? Perché Margherita, così come piaceva agli animali, piaceva ai giovani, perché era spontanea e quindi arrivava immediatamente. E voglio dire una cosa, che i giovani sono una forza incredibile. Questi ragazzi sono giovanissimi, però io ho fatto lezione a ragazzi ancora più piccoli. Mi è venuta l'idea di andare in un asilo infantile di Trieste con i bambini dai 3 ai 5 anni, e voi non ci crederete, gli ho fatto vedere le foto degli oggetti astronomici, supernove, galassie, pianeti, ed erano tutti lì per terra che mi guardavano, e alla fine di questo hanno fatto degli elaborati che sarebbero stati oggetto perfetto anche per questo concorso. Hanno fatto dei disegni meravigliosi e ognuno li ha interpretati a modo suo. Questo per dire che io sono sempre stata convinta che non è mai troppo presto, cioè più piccoli sono e l'interesse, la passione, le domande che mi hanno fatto erano incredibili. Quindi questo, io credo che Margherita anche l'avesse capito, che i giovani sono una grande forza. Lei arrivava al cuore, come di tutti, ma soprattutto le persone giovani, per la sua incredibile spontaneità. Margherita Hack poi ad un certo punto è diventata proprio l'icona della scienza ed era diventata l'interlocutrice per quanto riguarda i giornalisti e le giornaliste su qualsiasi fatto che riguardasse la scienza, quindi ci si rivolgeva a Margherita Hack per avere un commento non soltanto su cose inerenti all'astrofisica, all'astronomia, allo studio dell'universo e delle stelle, ma qualsiasi cosa attinente alla scienza veniva interpellata a Margherita Hack come voce della scienza. Si parlava di curiosità, di instillare la curiosità e di quanto sia bello
intercettare la curiosità di chi ancora non fa scienza, a partire appunto dai più piccoli. L'OGS, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, il presidente ce lo ricordava prima, non si occupa di astrofisica, di astronomia, insomma studia il mare, studia insomma il laboratorio dell'OGS e il pianeta, potremmo dire. Ecco, però anche l'OGS, come tante altre realtà del sistema Trieste, è impegnato in attività divulgative, scende in piazza per incontrare i ragazzi, le ragazze, persone che scienza non fanno. Quali sono le curiosità che emergono di più? Cioè le domande più bizzarre oppure più curiose che vengono rivolte a chi come voi fate attività di ricerca? Tra l'altro qui proprio la sede principale è a Duino, ma c'è anche qui ai Filtri. Esatto, esatto. Allora, io sono nella sede di Borgo Grotta Gigante e mi occupo di divulgazione scientifica con i progetti educativi. Tra l'altro, complimenti per questo lavoro. Io purtroppo non sono stata nella giuria, ma l'ho visto e adesso devio un po' dalla sua domanda, ma volevo fare i complimenti perché fare questo tipo di attività in classe, quindi al di fuori della didattica frontale, favorisce lo sviluppo di un sacco di qualità, come il senso critico, la creatività, la collaborazione, che sono tutte le famose skills che servono per vivere in questo secolo. Le domande che ci fanno sono tante, poi insomma nel nostro ambito, un po' come non so, sui terremoti, cosa c'è all'interno della terra, sul mare, sull'inquinamento, sulla plastica, quindi un sacco di domande. E fare domande è sempre bene, non esistono domande stupide, sono tutte domande che servono per poi sviluppare il senso critico. Beh, la stessa attività di ricerca di fatto nasce proprio per trovare risposta a una domanda. Avvicinatevi pure per la foto di rito e complimenti ancora. Prego, grazie. I premi sono stati consegnati, sì. E siamo arrivati alle menzioni speciali per la sezione Trieste. Premi che vanno a Masha Mutavzic e Dario Knight del liceo scientifico Guglielmo Oberdan di Trieste per l'elaborato Pedalando tra le stelle. Prego, raggiungetemi. Intanto leggiamo la motivazione, poi l'originale installazione elaborata dal gruppo di 5 studentesse con l'ausilio dell'intelligenza artificiale rappresenta Marga in bicicletta, una donna anziana dai capelli bianchi corti con un gatto nel cesto della bici, posta all'interno di un cielo stellato di cartone illuminato da LED sotto una luna piena di plastica rivestita in carta, anch'essa illuminata. Le pareti in cartone sono arricchite da citazioni di Giacomo Leopardi e di Vincent van Gogh sulla bellezza della natura e del cielo stellato. Un video propone la visione dell'installazione con Lili Marlene quale colonna sonora. Complimenti. E com'è nata l'idea? Il nostro obiettivo era quello di conciliare l'arte, la scienza e la letteratura come facciamo insomma, ogni giorno a scuola. E ci è venuta questa idea, abbiamo deciso di rappresentare soprattutto ciò che piaceva di più a Margherita Hack. Complimenti. Io chiamo per la consegna del premio il presidente dell'Università della Terza Età di Trieste, Dino Schepis. Prego. Vorrei chiamare qui anche le altre 3 componenti di questo, c'erano 5, siete presenti in 4, è giusto che veniate anche voi, quindi le altre ragazze con cui mi sono sentito prima, è giusto che abbiano questo momento di condivisione. Grazie per il vostro lavoro. Grazie, complimenti. Possiamo dare i nomi: Giada, Leonor, che non ho più mani io, Masha. Veronica e Masha, che è stata chiamata
Complimenti professore. Che cosa ha significato coordinare, accompagnare i suoi studenti e le studentesse in questo progetto in ricordo di Margherita Hack, ma in fondo un modo per stimolare in loro la passione per la scienza, per la ricerca scientifica e forse spingerle, stimolarle poi a proseguire un percorso formativo, si diceva prima, nelle materie STEM? Beh, innanzitutto siamo un liceo scientifico, per cui giocavamo in casa su certi argomenti. Poi è stato interessante perché hanno partecipato 2/3 e 2/4 ed è un momento, insomma, della loro maturità in cui riescono a esporre bene anche un certo tipo di argomenti che va al di fuori della mia materia, come dire, canonica, geometria descrittiva, storia dell'arte. Qua sono un po' più creativi, insomma, il loro lavoro è centrato sia come musica, come disegno, era accattivante. Come il professore diceva, giocavamo in casa, siamo un liceo scientifico. Allora, scusate, non ricordo che classe siete? Terza H. Vabbè, ancora ci sono 2 anni e poi dopo avete già idea su cosa fare appunto dopo il diploma di maturità? Personalmente non ho ancora le idee chiare, però spero che comunque tra poco avrò insomma un'idea e sì. Hai tempo. A me piacerebbe sicuramente qualcosa in ambito scientifico, in particolare riguardo al nutrizionismo o biotecnologie. Io ho preso in considerazione più strade possibili, però non ho ancora deciso quale sceglierò. E le alternative ad oggi che stai valutando quali sono? E sono in ambito più umanistico, sinceramente, che scientifico, però ancora c'è da decidere, ecco. Ma poi non bisogna vergognarsi, dell'umanismo. Io sono indirizzata verso medicina, non so, mi piacerebbe fare medicina estetica oppure dentista, quindi devo ancora un po' chiarirmi le idee anch'io. Approfitto appunto della tua, insomma, la tua indecisione comunque ti porterebbe a orientarti verso studi umanistici. Parliamo sempre e sentiamo sempre appunto parlare delle cosiddette STEM, o appunto un acronimo che sta per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, ma sempre più in questo periodo di fatto si parla di STEAM, cioè si aggiunge all'acronimo STEM anche la A proprio per indicare e sottolineare l'importanza di un dialogo, di una interdisciplina anche con quello che ha a che fare con art ed humanities. Per esempio si parla sempre di intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale esemplifica molto l'importanza e il connubio appunto tra saperi diversi. Un lavorone? Permettetemi di cominciare con una battuta. Che ci azzecca l'università della terza età con un mondo fatto di giovani? E io dico che ci azzecca molto, sia perché Margherita Hack è stata docente in questo mondo di diversamente giovani, giusto appunto, sia perché Maria Luisa è stata ed è tuttora docente seguitissima dai nostri ragazzi anziani con i capelli grigi, sia perché l'università della terza età è un mondo fatto di nonni fondamentalmente, quindi particolarmente sensibili verso il mondo dei giovani, dei ragazzi e dei bambini, e sono continuamente, vengono svolti continuamente situazioni che possono mettere insieme nonni e nipoti, quindi è una cosa molto bella e molto condivisa. Io devo dire che ho avuto la fortuna di far parte della giuria e sono rimasto, come altri hanno detto, molto colpito dalla qualità, ma soprattutto per me dall'impegno che a volte, che per lo più è stato corale, di gruppo, è un impegno che è durato settimane, in qualche caso mesi, con un sforzo e una tensione, una motivazione che veramente io sinceramente non mi sarei aspettato, e devo dire bellissima questa iniziativa che nasce nel 2018 per iniziativa di Maria Luisa, e permettetemi di dire che se non ci fosse stato il pensiero di quella volta oggi noi non saremmo qui. Comunque grazie ancora, grazie a tutto. Grazie. I premi sono stati consegnati, quindi consegna del premio, foto di rito. Così, meglio. E la busta al professore, giusto?
Allora, grazie al professor Dario Knight e a Masha Mutavgi. Ho sbagliato la pronuncia. Masha Mutavgi. Insomma, nomino te in rappresentanza delle compagne di classe del Liceo Scientifico Guglielmo Oberdan. Complimenti, congratulazioni. Menzione speciale va anche a Lucia Cristina Baitz e Chiara Mattioli dell'Istituto Comprensivo di Visione Giulia di Trieste. Per l'elaborato scopriamo insieme Margherita Hack. Vado a leggere la bentornata professoressa, ben ritrovata, vado a leggere anche in questo caso la motivazione. La classe di 21 allievi e allieve, guidata da una insegnante attenta all'inclusione di tutti, ha elaborato un Padlet, ossia una bacheca digitale. Ogni studente, cioè, ha virtualmente appeso al muro un proprio elaborato di varia natura, da lettere a marga, anche in lingua inglese, a racconti fantascientifici, poesie, foto, file audio con il suono dell'universo, link ad altri materiali in rete. Ciascuno ha così trovato la possibilità di esprimersi nel modo più adatto a sé, dando vita a una modalità di consultazione online finalizzata alla conoscenza di Marga, vivace e varia. Complimenti. Dunque, io sono qui in rappresentanza della professoressa Somma, che è la professoressa della terza C che ha seguito questo progetto, ma che oggi è impegnata fuori Trieste. E confermo quanto detto, cioè il desiderio della professoressa di includere tutta la classe, perché una classe abbastanza numerosa, ma nessuno è rimasto fuori da questo progetto, per cui ognuno ha avuto modo di contribuire al Padlet. Che cos'è che ti ha stupito, affascinato, interessato di più di Margherita Hack e di tutto quello che hai avuto modo di conoscere attraverso la conoscenza di questo personaggio, di questa scienziata? Come si affascinava a spiegare, a raccontare tutte le sue conoscenze, a condividerle con l'intero mondo, specialmente con noi giovani, e come e come anche la si può scoprire in vari ambiti, non soltanto quello scientifico. Con la professoressa abbiamo visto anche molto l'ambito letterale, e come principalmente anche per noi ragazze della mia classe è un esempio, proprio un bel modello di vita da seguire. Un modello di vita da seguire più volte oggi, così come negli altri incontri, è stato sottolineato, lo diceva per esempio prima la presidente di Aria Science Park, Caterina Petrillo, quanto sia importante avere modelli di questo tipo, modelli di donne che possano essere di ispirazione per altre donne, per le più giovani in particolare, ma non solo, cioè non porsi dei limiti e non accettare i limiti che a volte è la società che ci impone. Per questo in bocca al lupo. E Lino Schepis deve tornare qui perché deve premiare anche loro. Bellissimo gioco. Ecco, io ovviamente poi do volentieri naturalmente il premio alla docente in rappresentanza e ancora ricordo, c'era questo ancora, il diploma, e ricordo veramente, è bellissimo vedere la passione dei ragazzi così come noi la vediamo e l'abbiamo anche vista dagli elaborati, e l'augurio è che abbiamo tanti anni futuri che continuino questa strada e magari la migliorino pure. Grazie ancora. Grazie, grazie, complimenti ancora. Lo dicevamo in apertura, Viva Marga non sarebbe stato possibile senza un lavoro di squadra che ha visto appunto il coinvolgimento, la collaborazione degli enti scientifici di Trieste, del Museo Galileo di Firenze, dell'Osservatorio di Arcetri, e naturalmente non sarebbe stato possibile senza il sostegno della Regione, quindi è con piacere che io ringrazio per essere qui con noi Alessia Rossolen, assessora al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università. Grazie, benvenuta. Se vuole... Buongiorno a tutti e scusate il ritardo, ma
e non sapevo che sareste state così veloci. Appena mi sono seduta, la professoressa Maria Luisa Princivalli, forse l'ha detto nel suo intervento prima, però adesso guardando l'ultima ragazza che è stata premiata, ha detto che bello, guardare un giovane è come guardare l'universo. E io trovo che questa sia la frase che in realtà sintetizza, è una frase bellissima se ci pensate, perché sintetizza quello che è il ruolo di chi non è più giovane, sintetizza quello che è l'orizzonte enorme che qualsiasi giovane ha davanti a sé e sintetizza in realtà il motivo per il quale, grazie a Laura ovviamente e grazie a tutti i collaboratori, a tutti coloro che hanno partecipato a questi eventi, si è fatto nel corso di questo premio. Sempre venendo qua pensavo a tre cose che assieme alla frase ispiratrice che ha detto la professoressa Princivalli rappresentano per me qualsiasi premio intitolato soprattutto a una figura iconica e importante nel mondo della scienza come Margherita Hack rappresenta. E in realtà rappresenta un po' i sepolcri, il fatto che viviamo tutti fino a quando siamo ricordati da qualcuno che rimane qua e il fatto di ricordarla vuol dire che c'erano molti motivi per ricordarla. Non vive forse anche sotterra, esatto, è proprio l'inizio. La seconda è una cosa invece più originale. Ciò che facciamo in vita riecheggia per l'eternità, è la frase del gladiatore, sapere che, e questo è il caso di Margherita Hack, ciò che ha fatto in vita riecheggia, secondo me non per l'eternità ma nell'universo, è un dato fantastico e che rappresenta ciò che effettivamente ogni giovane ha davanti a sé e tutto ciò che deve fare, non deve pensare di passare come un soggetto qualsiasi, ma deve sapere che ha tutte le opportunità per emergere nel merito e nelle idee. Tutti i geni erano giovani, difficile che si arrivi vecchi a essere dei geni o dei talenti, lo si è da subito. E l'ultima frase, che in realtà anche questa è di ispirazione della professoressa Princivalli, è il fatto che Margherita Hack diceva io sto sempre con gli ultimi e questo è il lavoro che la pubblica amministrazione ha davanti a sé, quello di rompere qualsiasi soffitto di cristallo, quello di dare le opportunità a tutti di emergere, quelli che oggi, grazie all'iniziativa che anche quest'anno è stata portata avanti, magari non hanno vinto il premio, ma hanno partecipato, hanno imparato qualche cosa, hanno fatto parte della collettività e della comunità nella quale tutti ci rappresentiamo e hanno avuto la grande opportunità di conoscere. Questo è quello che cerchiamo di fare come politici nella nostra quotidianità e questo è a mio avviso il grande pregio di un premio come questo. Per cui grazie e benvenuti nella sede della Regione che è la sede di ognuno di voi. Grazie Assessora, grazie Alessia Rossolen. La curiosità torna di nuovo, la curiosità lo dicevo già prima, Margherita Hack ha sempre sottolineato quanto fosse la molla che ci ha sempre spinto ad andare avanti e che deve continuare a spingerci ad andare avanti, perché lo dicevo prima, in fondo è la curiosità che alimenta la conoscenza e la conoscenza è fondamentale appunto per essere cittadini e cittadine responsabili, liberi e consapevoli. Insomma, siamo arrivati alla fine, alla conclusione, ce l'abbiamo fatta, quindi grazie davvero, è stato un piacere ricordare ancora una volta e dare ancora una volta voce a Margherita Hack. Di fatto alcuni lavori che sono stati premiati hanno dato voce a Margherita Hack, una donna, una scienziata generosa, è stata definita così, la professoressa Princivalli ha ricordato appunto questo lato
questa caratteristica di Margherita Hack, una maestra che in qualche modo ha insegnato ad andare controvento, una scienziata che è riuscita davvero a motivare chi più giovane di lei si affacciava allo studio dell'universo. Più volte è stato citato nel corso dei vari elaborati, nelle motivazioni, insomma, per i premi assegnati, è stata citata la figura di Galileo. Ricordo quanto Margherita Hack sottolineasse il coraggio di Galileo, sottolineava quanto fosse coraggioso nello sfidare le convinzioni dell'epoca. Margherita Hack diceva: è con Galileo che nasce il cielo nuovo, un cielo completamente diverso da quello degli antichi, che aveva la terra al centro e le stelle erano dei punti fermi. Ovviamente ovviamente Margherita Hack, come tutte le persone che fanno ricerca, e qui insomma ce ne sono tante, Margherita Hack è stata un erede di Galileo, ma Margherita Hack è stata appunto anche una persona, oltre che generosa, anche molto coraggiosa. È stata coraggiosa nel non accettare quei no che di fatto volevano impedirle di fare qualcosa solo perché prima non era stato fatto, in primis appunto perché donna. E allora ancora una volta, e vorrei concludere dicendo tutti assieme davvero viva Marga. Grazie ancora, grazie per la partecipazione. E vorrei ancora soltanto ringraziare, spero di non aver dimenticato i nomi di nessuna, Laura Capuzzo, Radice Futuro ovviamente, Evelina Battagelli, che spero di aver pronunciato bene, Nadia Gasparinetti, Laura Luzzato, Maria Di Florio, appunto la squadra di Radice Futuro, senza la quale appunto il progetto, il concorso Viva Marga non sarebbe stato possibile. Grazie naturalmente a tutte e tutti voi, grazie alla Regione che ci ha anche ospitato oggi, e ci vediamo domani all'ICTP con i ragazzi, con le ragazze, ci vedremo al Centro Internazionale di Fisica Teorica per dare a voi effettivamente la voce e conoscere meglio i progetti premiati. E adesso vi auguro buon proseguimento di giornata, ma vi salutiamo con una sorpresa. Ho visto quanto tutti voi ragazzi vi siete impegnati con i vostri insegnanti in questo concorso, con il quale avete potuto conoscermi e condividere per un po', almeno con me, il grande mistero dell'universo e delle stelle. Mi sono divertita molto nel vedermi rappresentata su un muro o trasformata in una lampada insieme col mio amato telescopio, la mia bicicletta, i miei gatti, nel vedere la mia vita riprodotta in un libro fatto a mano, pure trasformata in un gioco da tavolo, nello scorrere i vari menù stellari scientifici, vegetariani che avete preparato. Ma mi sono anche emozionata nel sentire una canzone a me dedicata, con cui forse potrei tornare a Sanremo, nel leggere alcune dolci poesie o nell'ammirare la delicatezza di un ricamo a me ispirato. Per non parlare di tutti quegli strumenti tecnologici che voi ragazzi di oggi avete usato per rendere vivo il mio ricordo, facendomi addirittura parlare attraverso l'intelligenza artificiale. Come ho ripetuto tante volte durante i miei incontri, mi raccomando ragazzi, siate pietre, non mattoni, costruite il vostro futuro su solide basi di studio e di impegno, come avete dimostrato di saper fare con questo concorso. Non siate citrulli, combattete per farvi valere. Grazie di cuore alla mia cara amica Maria Luisa Principalli, che ha messo in moto questa macchina del ricordo, e grazie all'Associazione di Volontariato Radice Futuro e al suo segretario generale Laura Capuzzo, che l'hanno fatta marciare in questi 2 anni.
e grazie ancora a tutti gli enti scientifici e non che hanno voluto partecipare e dare un sostegno a questa avventura. Prima di lasciarvi però voglio dire un ultimo grazie al conduttore radiofonico Andro Mercù, che tante volte mi ha preso simpaticamente in giro. Ha fatto pure danni, mentre ero tra di voi, e che oggi mi sta dando voce. Però è un bischero, questo sia chiaro, un gran bischero. Ah, dimenticavo, quando sarete a Firenze fate un salto nella mia trattoria alle Palle d'Oro, in via Sant'Antonino. Salutatemi i proprietari, mi raccomando, e gustatevi una bella ribollita alla mia salute. Lì la fanno veramente buona. Ciao a tutti, da me, Margherita, e dalle mie amiche stelle. Andro Mercù ha dato voce a Margherita Hack, grazie ancora a tutte e tutti. Vi saluto anch'io con il messaggio: non siate citrulli.